stamattina pane e Nutella. Tanto dura la prima parte, tutta salita, e poi una volta che si arriva in cima al dock è una discesa tecnica. La salita è tutta quanta corribile, la discesa è quasi tutta quanta bella, sì. Dopo qualcuno potrà dire che la discesa stanca o che no, però è divertente. Io ho la fortuna che sono sempre andato abbastanza bene in tante gare, insomma. Bisogna allenarsi sia in salita che anche in discesa e dopo avere anche la dote di lasciarsi andare in discesa. Io per fortuna ho quella dote che in discesa apro le ali e volo. A guardarli mentre scendono con l'agilità degli stambecchi dai sentieri impervi del percorso, effettivamente sembrano volare. Sono motivati, preparati e agli occhi di uno spettatore poco avvezzo a questo tipo di sport anche molto coraggiosi, perché quella che si tiene a Milies di Segusino in provincia di Treviso tutti gli anni, il 2 giugno, è sì una corsa in montagna non competitiva, ma su un tracciato di 13 km che conta 600 metri di dislivello su 6 km con una pendenza media del 10%. Battezzata Dare e tornar dal dock, questa manifestazione sportiva è insomma un affare per gambe davvero ben allenate. Questa è la sesta edizione, è nata perché facevamo degli allenamenti sul percorso. Ho detto è bello, allora abbiamo deciso di organizzare questa gara anche per valorizzare questo paese, perché questa zona qua, perché merita. Il primo anno abbiamo cominciato per scommessa a 400 e stiamo decrescendo. Negli ultimi 2 anni sono stai 7 e 800 persone, tra bambini 70-80, un centinaio, 200 che fanno la passeggiata e circa 400 concorrenti competitivi, diciamo. È una non competitiva, ma sono quelli che vogliono arrivare primi, quindi quelli sono circa 400-450. La corsa segue la strada bianca che dall'abitato di Milies, salendo in direzione nord, conduce tortuosa al Monte Doc, attraversando prati e boschi. Giunti in vetta, i partecipanti imboccano il sentiero europeo E7, posto sui pascoli al confine tra le province di Treviso e Belluno. Poi si scende rapidamente verso le caserme miliane, transitando nelle località Fi e Posette, dove è possibile ammirare all'orizzonte uno spettacolare panorama del Grappa e a valle il fiume Piave. L'ultimo tratto del tracciato riporta i corridori verso la piana di Milies, chiudendo il simbolico abbraccio al Monte Doc. E per i più pigri, si fa per dire, esistono anche delle alternative, la corsa da 3 km e le passeggiate, aperte veramente a tutti, di 8 o 13 km. Si può anche camminare, non è obbligatorio correre, quindi arrivare in cima in qualche maniera si arriva, dai. Tantissimi partecipanti. Le iscrizioni per questa edizione 2013 hanno superato i 1100 atleti, dai corridori semiprofessionisti alle famiglie, passando per i bambini, nonni arzilli e intere associazioni di appassionati di corsa. Ci siamo preparati scrupolosamente e meticolosamente, io sono il trainer di questi balli giovani, in palestra. Facciamo il percorso lungo, da 15 da 13 km. Ho condizionato la mia famiglia, mio figlio e mio nipote, io sono il nonno e tutti corrono. Abbiamo superato i 200 associati e siamo partiti da non più di 2 anni. Abbiamo circa un 60% di camminatori e un 40% di runner e le nostre attività si svolgono prevalentemente nelle colline che vanno tra Cornuda ed Asolo. Abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutta la popolazione in modo da valorizzare quelli che sono un po' i nostri paesaggi, i nostri percorsi, che a volte sono anche un po' trascurati e anche noi non li conoscevamo. Correre all'aperto non è solo una sana attività fisica, è anche uno dei modi migliori per conoscere da vicino il territorio che ci circonda. Qui a Milies, per esempio, nel cuore verde dell'Alta Marca trevigiana, i partecipanti alla gara e i loro supporter e amici hanno potuto godere di un bel paesaggio circostante il borgo, di una località ancora troppo poco conosciuta. La natura, meglio della natura, altro noi non abbiamo. Abbiamo delle camminate da fare in mezzo ai boschi, siamo già a 750 metri qua a Milies e camminando anche per mezz'ora si arriva anche ai 1000 metri. Arrivati in cima, come poi potrete vedere, si vedono tutte le vette feltrine, un panorama fantastico. Quindi noi offriamo natura, ospitalità, buon mangiare, perché qui abbiamo le PPL, piccole produzioni locali di soppressa. Abbiamo una malga dove c'è un formaggio fantastico da maggio a settembre.
e altro non è che possiamo offrire, ma per noi oggigiorno col traffico, il caos e la nebbia che magari c'è anche più giù di Segusino, qua ritrovate un clima sano, un habitat a misura d'uomo.